per parlare dei rami della famiglia Collalto c'è un ramo della famiglia che è quello legato al castello di Collalto e un altro ramo che si chiama sempre famiglia Collalto, che è quello legato al castello di San Salvatore. San Salvatore che poi ha preso un'importanza molto maggiore rispetto al castello di Collalto, per cui nel corso del tempo poi è stato in un secondo momento, non dico abbandonato, ma diciamo ha avuto meno importanza. Dunque già qui abbiamo due rami e io trovo sempre molto divertente perché in realtà possiamo pensare a questi due rami e non è che li pensiamo solo noi così come idea, ma proprio anche gli storici li distinguono in Collalto di sopra e Collalto di sotto. Dunque già questa mi sembra una distinzione simpatica. Poi c'è un altro ramo che in realtà si è venuto a creare alla fine del Cinquecento, all'inizio del Seicento, quando un ribelle focoso conte di Collalto, un giovincello perché aveva 16 anni, Rambaldo XIII, ha deciso di rinunciare alle sue prerogative comitali, di rinunciare a quanto gli spettava qui e di mettersi al servizio dell'imperatore d'Austria, per cui ha cominciato a combattere distinguendosi in tutta una serie di imprese, però in realtà è riuscito, grazie ai suoi meriti in guerra, grazie al suo coraggio, al suo valore, alla sua intelligenza anche diplomatica, e dir troppo perché non aveva un carattere diplomatico, però tattico, strategico, è riuscito a farsi valere e a farsi ricompensare con tutta una serie di castelli e territori in quella che adesso è la Moravia. E da lì nasce il ramo moravo, cosa molto interessante perché i due rami, il ramo trevigiano, diciamo di Susegana, di San Salvatore, e quello moravo sono stati sempre molto strettamente legati. Tra l'altro c'è proprio una legge di famiglia che prevedeva che nel momento in cui uno dei due rami si fosse estinto, dunque non ci fosse più stata una discendenza, ricordiamolo bene, rigorosamente maschile, se non ci fosse più stata una discendenza maschile in uno e nell'altro ramo sarebbe subentrato e questo effettivamente è successo varie volte nel corso anche proprio di recente, voglio dire nel secolo scorso. Ci troviamo, per essere precisi, nella Sala delle Armi. La Sala delle Armi è una sala che, come potete vedere dalla struttura un pochino generale di questo palazzo, è una sala che collega il Palazzo Vecchio con il Palazzo Nuovo. Qui troviamo tutta una serie di cimeli che naturalmente vanno dal 1300 al 1600 più o meno, 1700. E in realtà dovete sapere che questi cimeli sono quelli che erano messi negli scantinati, che erano messi via perché la famiglia riteneva che non avessero un interesse particolare. Ebbene, durante la Prima Guerra Mondiale, sapete che il castello è stato gravemente danneggiato, veramente severamente distrutto, e dunque tutto quello che c'era all'interno del castello è stato distrutto, è stato saccheggiato, è stato portato via, bruciato, per cui di quello che c'era all'origine rimane veramente ben poco. E i cimeli che qui vedete potete osservare, non so se dopo vogliate vederlo un pochino meglio, ma hanno i colori collalto. C'è uno scudo proprio con lo stemma collalto, con i colori il nero e l'argento, argento o bianco a seconda delle rappresentazioni. Dunque, qui troviamo questi personaggi perché mio padre li ha voluti in modo specifico. Ci troviamo innanzitutto in un salone che è dedicato a Rambaldo VIII e giustamente perché è stato in fondo lui che ha dato grande impulso al castello nel momento in cui ha cominciato a costruire, a partire da questa piccola chiesa di San Salvatore che si trovava qui sulla collina, ha cominciato a costruire questa struttura difensiva e a farne un vero e proprio castello con punti di osservazione sul Piave, sui guadi. Era importante controllare le strade, per cui questo uno dei personaggi indubbiamente che in famiglia ricordiamo con grande piacere, e vi confesso che gli ho anche dedicato un vino, è proprio Rambaldo VIII. Poi come personaggio che piace sempre molto, o che piace o che quantomeno fa pensare ad una storia romantica, ad una storia d'amore, è Collaltino di Collalto.
Collaltino di Collalto, questo bel giovanotto che naturalmente le cronache descrivono come alto biondo con gli occhi azzurri e non potrebbe essere diversamente, che in realtà ha fatto innamorare perdutamente di sé Gaspara Stampa, la nostra più grande poetessa, credo del Rinascimento, oserei dire. Possiamo parlare però dell'abate Vinciguerra, abate all'abbazia di Nervesa, che è stata fondata dalla famiglia Collalto, che è stata della famiglia Collalto fino alla fine della Prima Guerra Mondiale. E questo dunque abate Vinciguerra, un appassionato agronomo che ha messo a frutto tutta una serie di ricerche, mettendole proprio concretamente in pratica nei campi, nelle proprietà Collalto, facendo delle canalette, l'irrigazione dell'epoca, ben inteso, insomma portare l'acqua, era quello già la cosa importante, con tutta una serie di accorgimenti a livello agronomico che effettivamente hanno fatto storia e che l'hanno messo in contatto con i più grandi agronomi dell'epoca. Anche lui dunque importantissimo. Come è stato importantissimo del resto pure mio prozio, fratello di mio nonno, che molto si è dato da fare per recuperare i beni di famiglia quando sono stati confiscati in quanto nemici di guerra. Queste statue sono tutte rivolte verso il paesaggio e io credo che già qui c'è un elemento molto importante, il paesaggio per noi è assolutamente fondamentale e quando arriva qualcuno qui in castello e viene portato in questa terrazza, beh, rimane assolutamente affascinato, assolutamente conquistato. Qui in terrazza, beh, puoi immaginare che queste persone sono assolutamente conquistate non solo dal castello, ma proprio dalla bellezza del paesaggio e da questo Veneto che tanti ignorano, nel senso che non sanno che può essere così bello. Ho tanti ospiti stranieri che mi dicono: ma questo noi pensavamo che solo la Toscana fosse così. Allora, con tutto rispetto per la Toscana, che naturalmente ha delle meraviglie, anche noi abbiamo i nostri piccoli angoli di paradiso.